Chiesa piena di tanta gente, amici di Patrizia Russo che hanno voluto dare l'ultimo saluto nel corso dei funerali avvenuto nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù al Codive Spinasanta, ai primi banchi i figli di Patrizia Russo, Francesco e Giuliano e i familiari, a fare le veci del sindaco assente per motivi di lavoro e il vice sindaco Rupia, con alcuni assessori e il presidente del Consiglio Comunale Civiltà, accanto a loro anche il sindaco di Solero con la fascia tricolore, che ha voluto essere presente alla cerimonia, Andrea Toniato. Solero, ricordiamo, fu il luogo dove è avvenuto il delitto, dove Patrizia Russo era andata ad abitare in quanto aveva ricevuto un incarico come insegnante di sostegno e che frequentava anche la parrocchia abitualmente. Per l'occasione, infatti, ha voluto essere presente anche il parroco di Solero, Don Vito Bianchi, che ha sottolineato come Patrizia si è fatta volere bene subito nella nostra piccola comunità. Quindi l'omelia di Don Giuseppe Cumbo, che ha celebrato i funerali, che nel suo discorso ha detto: desidero immaginare l'incontro tra il Signore e Patrizia, che vedendola davanti al paradiso, il Signore fu preso da una grande compassione e per lei le avrà detto: non piangere, in modo diverso potrai sostenere i tuoi figli e le persone a te care. Non piangere, avrà detto Gesù rivolgendosi a Patrizia, in modo diverso continuerai a sostenere i tuoi figli e ad amare le persone a te care. E lei in silenzio si sarà fidata di quelle parole e si sarà lasciata abbracciare. Carissimi, anche noi desideriamo rivolgere la stessa espressione a questa nostra sorella: non piangere. E facendo nostro le parole dell'Apostolo Paolo che abbiamo ascoltato nella prima lettura, aggiungiamo: non piangere perché siamo convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche te con Gesù e ti porrà accanto a Lui. Continua l'Apostolo e vogliamo continuare anche noi. Non piangere perché sappiamo che quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che è come una tenda, riceveremo da Dio un'abitazione, una dimora non costruita da mani uomini, eterna nei cieli. È la fede nella risurrezione di Gesù che oggi ci ha convocati qui. È il germe di vita eterna che Patrizia ha ricevuto nel giorno del suo battesimo, fiorisca ora pienamente nell'amore del Padre che è nei cieli. Quindi, dopo le funzioni, anche i due figli, Francesco e Giuliana, hanno voluto dare il suo ultimo saluto alla mamma. Francesco visibilmente commosso. La mamma è una donna di forza, un'amica sincera. Affronteremo una realtà difficile. Senza di lei lo faremo come lei stessa ci ha insegnato e porteremo con sé il suo amore. Lei meritava solo amore che aveva da proteggere, ma è stata vittima di un altro volere che non potremo mai comprendere. Nonostante la tragedia che l'ha buttata via, vogliamo ricordarla per chi era davvero. Una donna di forza, di amore e di luce. Vogliamo che venga ricordata come una madre amorevole, un'amica sincera e una donna generosa. Noi figli adesso dobbiamo affrontare una realtà così tanto difficile senza di lei, ma lo faremo come lei stessa ci ha insegnato e porteremo con sé il suo amore. Ciao mamma, cara mamma, il tuo tempo su questa terra sarà... Poi è stata la volta dell'altra figlia, Giuliana, che ha affermato: amore, mamma, mamma, una parola molto semplice ma che si porta indietro un significato immenso. Mamma è casa. Mamma è la parola che la maggior parte di noi ha pronunciato come primo. È una parola molto semplice, ma il significato che si porta dietro è immenso. Mamma è casa, posto sicuro, la persona che più ci fa arrabbiare ma chiamiamo ugualmente. È una spalla e chi ci incoraggia ad essere la versione migliore di noi stessi e chi ci porge l'altra guancia quando sbagliamo. La salma quindi è stata poi trasportata al cimitero di Moraone per l'ultima sepoltura.